Voglio dire, se non siamo alleati a Spresiano non lo siamo da nessuna parte. Coalizione già spaccata ancora prima di concretizzarsi. E tutto per quello che molti chiamano già il caso Spresiano, con il sindaco uscente Marco Della Pietra a capo di una civica e sostenuto da Fratelli d'Italia che si scontrerà con Domenico Presti, sindaco uscente della vicina Arcade, ma soprattutto espressione della Lega. Lì c'è un bel gruppo che sta lavorando, sia a Arcade che a Spresiano. Adesso c'è ancora da trovare una piccola quadra, soprattutto anche con gli alleati, come decideranno di schierarsi gli alleati anche a Spresiano, perché logicamente non può essere che ci siano alleanze su dei comuni e lì magari no. Potrebbe essere il classico sassolino che blocca tutto l'ingranaggio che porta ad un unico centrodestra per tutte le elezioni in Veneto. Vorrebbe dire che solo per stare nella Marca, accordi saltati per Castelfranco, Arcade, Vidor e Chiarano, dove l'anno scorso non si è nemmeno arrivati al quorum per l'unico candidato in lizza. Senza contare che a questo sassolino si accompagna anche il documento sull'autonomia del Veneto, che potrebbe grippare anche gli accordi regionali. Chi ci sta a quel patto, chi firma e è disposto a dare piena autonomia alla Regione del Veneto, che abbiamo saputo dimostrare proprio nell'emergenza Covid di meritarci, è con noi. Chi non la vuole firmare non è con i Veneti e non è con noi. In regione in realtà la vera competizione è all'interno della Lega stessa per capire nuovi possibili equilibri non tanto a Venezia quanto in via Bellerio a Milano. Siete lei segretario della Lega. E se poi la lista Zaia prende più voti della Lega? Ma complessivamente per noi qua in Veneto non è un problema, insomma. Ci si scherza sopra ma non c'è nulla di problematico dietro.